Una notizia scottante ha appena colpito il backstage del Napoli, e noi siamo qui per riportarvi tutti i dettagli. Prima di tuffarci in questa notizia, lo sapete già, lasciate il vostro like. Iscrivetevi al canale e attivate le notifiche per non perdere nessun aggiornamento esclusivo. Ora passiamo al sodo. Durante la conferenza stampa prima della partita contro l'Udinese, Antonio Conte ha fatto un'importante analisi della rosa e, involontariamente, potrebbe aver dato un indizio fondamentale su un possibile investimento da 25 milioni di euro nel club. Il tecnico ha sottolineato l'arrivo di Okafor, nuovo acquisto del Milan, commentando la sua condizione fisica e il suo adattamento alla squadra. Okafor è stato ceduto in prestito per 1,5 milioni di euro, con diritto di riscatto fissato a 23,5 milioni, per un investimento complessivo di 25 milioni di euro nel caso in cui il Napoli decidesse di tenere il giocatore a titolo definitivo. Nonostante non sia ancora al top della forma, l'attaccante svizzero sarà già in panchina contro l'Udinese, il che potrebbe indicare che Conte ha fiducia nelle sue potenzialità e ha intenzione di utilizzarlo nei prossimi appuntamenti della squadra. Il tecnico ha sottolineato che Okafor ha bisogno di tempo per adattarsi, ma ha assicurato che il giocatore sta già lavorando duramente in allenamento. La scommessa sull'attaccante potrebbe significare una mossa strategica da parte del Napoli, che sta cercando di rafforzare il proprio settore d'attacco dopo le recenti modifiche alla rosa. E adesso, tifosi, pensate che Okafor possa diventare un elemento chiave della squadra di Conte? Il Napoli dovrebbe attivare la clausola di recompra e investire 25 milioni nel giocatore? Lasciate la vostra opinione nei commenti e partecipate alla discussione.